Corsa Gentleman, cavalli di 3 anni al via. All'1 Grade 1 Run, 2 Grace CR, 3 Grand Tour Jet, 4 Gina Lux, 5 Galassia Man, 6 Germania. In seconda fila 7 Gattopardo Baldo, 8 Glacial Storm Vie, 9 Gas Kampf, 10 Gringo Fi, 11 Galapago, 12 Jimmy Xin, 13 Ghe Pechegno. Favore in chiusura per Grand Tour Jet, Otello Zorzetto, numero 3 dello schieramento. Macchina inizia ad accelerare. Problemi per Galapago. Partiti. È veloce Gina Lux che assume l'iniziativa, sbaglia Grand Tour Jet. In seconda posizione numero Grade 2 1 Grace Run. CR squalificato. Fioccano le rotture numero 8, sulla prima Glacial curva. Storm VE squalificato. Con al comando alla fine Gina Lux che ha preso la via al comando, già una trentina di metri avanti ai rivali. In seconda posizione Grade 1 Run, poi Germania, prova ad avanzare al largo Gas Kampf, quindi ancora gli altri con Ghe Pechegno numero che è partito 3, bene dal 13 ed è tra i primi. Squalificato. 30 e mezzi i primi 400 metri di corsa, prosegue in vantaggio Gina Lux che ha non meno di 30 metri sugli altri, 600 metri in 46,9, non trascendentali, però nonostante questo Gina Lux si mantiene in evidenza. Cerca di avanzare al largo Gas Kampf che è arrivato accanto a Grade 1 Run, poi Germania in quarta posizione, quindi numero Galassia 12, Man, Ghe Pechegno, Galapago. 1-2,5 i primi 800 di corsa con Gina Lux sempre in vantaggio, Grade 1 Run in seconda posizione. All'esterno sta pagando il percorso al largo Gas Kampf, un po' in difficoltà sulla curva, 1,18,4 i primi 1000 metri di gara, con in vantaggio Gina Lux in una dimensione tutta sua. Fa prova per proprio conto per il momento, a 400 dal palo. Grade 1 Run sempre in seconda posizione, di fuori Gas Kampf, in corda chiusa Germania, viene in terza ruota Ghe Pechegno, poi Galapago e Galassia Man. Quando siamo a metà della curva conclusiva e Gina Lux è sola in vantaggio all'ingresso della dirittura d'arrivo. Prosegue in evidenza Gina Lux che nel finale viene a rifinire il tutto in grandissima semplicità. Secondo finisce Ghe Pechegno, al terzo in spinta Germania, vince Gina Lux. 4-13-6 numeri il probabile arrivo, cioè 33,5 gli ultimi 400 metri di corsa in una prova in cui sono arrivati sparsi per la pista. Vince Gina Lux, Ghe Pechegno al secondo, al terzo posto Germania. E rivediamo nelle immagini l'assunto di Patrick Romano per il training di Francesco Zedda, i colori di Francesco Orsini, e vince la figlia di Wishing Stone e Mirage B.